dicevo, riprendiamo anche la registrazione. Che bella esperienza, insomma, l'Indonesia, ma prima ancora l'Ungheria, in questo viaggio della seconda giornata dell'International Folk Fest di Sestu. Adesso, come vuole la nostra piacevole consuetudine, si torna in Sardegna, perché l'occasione del confronto deve essere, insomma, il riferimento principale, il confronto culturale, perché noi vorremmo anche che i nostri ospiti vedessero le diverse tipologie e le ricchezze della nostra terra. Abbiamo invitato degli amici che hanno immediatamente accettato l'invito e sono molto felice, perché è una di quelle associazioni, credetemi, che io guardo con molta attenzione e ammirazione, ma ve lo dico senza retorica, perché è bello sapere che ci sono dei giovani che amano molto la propria identità locale. Allora dedicano molto tempo, sacrifici, studi, attenzione per, come dire, far vivere, per alimentare, insomma, questo piccolo fiume locale delle esperienze popolari. Una di queste associazioni sta a Gonnesa, viaggia nel nome di Sant'Andrea e noi li vorremmo avere qui sul palco. Eccoli qua. Così abbiamo l'Iglesiente Sulcis, insomma, quest'area meridionale della nostra terra. Anche loro tante tipologie differenti del vestiario. La grande severità, devo dire, di Oscar, però una passione non comune, e loro ci porteranno, come spesso accade, e abbiamo detto che c'è questa nuova voglia di riscoprire, insomma, il ballo popolare, non il ballo del capogruppo o dell'associazione, ma il ballo della comunità intera, dove ciascuno lo vive veramente a modo proprio. Ci sono due balli che sono per l'occhio meno attento molto simili, ma in realtà hanno delle carenze estremamente differenti e viaggiano sempre su quel micropasso delle punte dei piedi, con questo incedere in avanti che abbiamo detto anche ieri, talloni sempre leggermente sollevati, questo doppio approccio al moto, la parte superiore del corpo sempre rigida, mentre invece la parte inferiore è estremamente vibrante. Insomma, tutto un disegno dell'etnocoreotica popolare dell'area meridionale dell'isola, con Annalisa Pillicu, quindi l'organetto diatonico, uno strumento di importazione ma ormai sardo di adozione. Con loro vivremo prima su ballo meuredino, quindi tipico di quell'area meridionale della Sardegna, del Sulcis e della fine dell'Iglesiente, e poi su ballo campidaneso, su ballo evrazza, su ballo sardo, su ballo nostu, Gonnesa.
Grazie.